Amici bellini, una giornata ancora una volta purtroppo un po' triste per il calcio, soprattutto per noi che siamo della vecchia guardia, che certi giocatori ce li ricordiamo, quindi dobbiamo salutare un altro campione. E questi intrecci con la Sampdoria proprio adesso è una cosa particolare tra Napoli e Sampdoria, proprio in questa settimana, e si avvicina alla sfida. Cominciamo! Allora, noi salutiamo e ringraziamo PG che si iscrive al canale, potrebbe essere Principe Giovanni, quel cartone della Disney. Robin Hood, PG, Principe Giovanni, lasciate i like perché abbiamo subito l'opportunità di rifarci, per fortuna. Domani ci sarà conferenza di Spalletti, possiamo fare delle ipotesi di formazione, dobbiamo subito affrontare la Sampdoria per scrollarci di dosso dubbi, incertezze, anche questa mancata brillantezza di cui ha parlato anche Raspadori oggi in intervista. Questa foto è bellissima, è qualcosa di impagabile, ci ricorda, è giusto che sia in bianco e nero. Io voglio ringraziare, con un Abrabamo tattico mi sposto e ringrazio l'amico, l'ottimo Angelo Forgione, che posta questa fotografia e ci aggiunge una didascalia importante che ci rinfresca una memoria, ci sblocca un ricordo, perché il Napoli ci andò vicino ad avere Vialli in azzurro, e leggiamo proprio le parole di Angelo, che dice: addio Gianluca, sei stato un valoroso avversario di Diego negli anni d'oro del calcio italiano, in cui lo scudetto finì prima al Napoli e poi alla Sampdoria. Altri tempi. Stavi anche per vestire la maglia azzurra nel 1987, dopo il primo tricolore partenopeo. Il 17 giugno di quell'anno Ferlaino concluse con Mantovani il tuo acquisto a bordo di uno yacht al largo di Positano. Tu volesti rimanere a Genova e allora il patron toriano disse alla stampa che eri incedibile. Paolo Rossi aveva insegnato a tutti cosa significava rifiutare Napoli. Ferlaino prese poi Careca e tu dopo qualche anno riuscisti a prenderti le tue soddisfazioni in maglia blu cerchiata, e lo storico tricolore arrivò anche per te. E quante battaglie tu e il Mancio contro Diego ed Antonio, indimenticabile. Domenica Samp Napoli la vedi con Dios. E insomma è una curiosità, perché non tutti sanno. Io mi ricordo qualcosina, ma ero piccolissimo e quindi negli almanacchi questo non compare, perché solo le cose ufficiali comparono negli almanacchi, ma questo io mi fido molto della memoria storica di Angelo, e questa è una cosa particolare. E poi si intrecciano queste storie calcistiche particolari, altri tempi, veramente altri tempi. E quindi un ricordo va a Gianluca nell'anno in cui perdiamo anche Sinisa. Ci sono parecchie Pelé, ovviamente. Stiamo dicendo addio a icone. Lui era un'icona, è stata un'icona in Italia, è stata un'icona anche in Inghilterra, ha partecipato come anche nella nazionale con Mancini deve essere distrutto, e sicuramente andiamo proprio a Genova contro la Samp in questo periodo particolare sicuramente. Particolare è anche che ci sono questi intrecci di mercato, perché abbiamo visto, Gianluca Di Marzio ci ha fatto vedere dei video di visite, approcci alle visite mediche per Beresischi. Tutto definito anche per il maxi scambio tra Napoli e Sampdoria, come riporta la redazione di Sky Sports. Beresischi è un nuovo difensore del Napoli e sarà l'alternativa sulla fascia destra di Di Lorenzo. Tra l'altro, ragazzi, lo diciamo sempre tra i denti, sto notando che molti tifosi si sono resi conto che serve, Di Lorenzo non è un robot, Di Lorenzo è il nostro valoroso capitano, ma molti anche sui social stanno scrivendo senza prendersela con Di Lorenzo, proprio come io ho sempre fatto da un paio d'anni a questa parte. Bene, benissimo, a volte benissimo. Deve riposare ogni tanto, perché poi si rischiano prestazioni proco brillanti e non va bene. E quindi Spalletti adesso mi deve dimostrare ed è
un auspicio, un richiamo, non un richiamo, un suggerimento, nemmeno un suggerimento. Spalletti, devi fare tu, devi capire tu quando è il momento di far riposare anche dei titolari inamovibili come Anghissà, come Di Lorenzo, lo stesso Zielinski, pure Osimhen ogni tanto ne può saltare una. Che fa? Va benissimo, abbiamo Simeone, autore di 4 gol in Champions, abbiamo Raspadori, 4 gol in Champions. Dai, lo stesso Simeone, me lo diceva qualcuno nei commenti, il gol contro il Milan è pesante, e se magari gli fai fare qualche minuto in più, che ne sai? Con il senno di poi ovviamente tutti possiamo dire Elmas stava più in forma, lo dovevi mettere, è facile per noi dirlo dopo, però Spalletti deve essere bravo ad intuirlo e poi ce lo deve dimostrare il campo, che era la scelta giusta. Lui ci ha sempre detto, Spalletti, io prima da allenatore qualche anno fa non dormivo la notte nello scegliere uno piuttosto che un altro per la formazione. Adesso lui dice, io se metto Simeone o metto Raspadori la partita la vinco lo stesso, e probabilmente significa anche la perdo lo stesso. Non sarebbe cambiato niente, possiamo anche pensare che non sarebbe cambiato niente e che contro l'Inter quello era l'outcome, perché loro si sono preparati, e questa è un'altra ipotesi, si sono preparati per cominciare benissimo, quindi carichi di lavoro magari un po' più leggeri per essere freschi alla battaglia contro il Napoli, anche perché quella era dentro o fuori per loro, era l'ultima occasione disponibile per rimanere attaccati al gruppetto delle prime 4 e non far scappare il Napoli, perché anche un pareggio sarebbe stato complicato per loro, e quindi hanno fatto per questo. Può essere, e la mia speranza è, che noi abbiamo fatto carichi di lavoro un po' più pesanti per essere poi continui nella fase finale della stagione. Ricordiamo che adesso ci sono partite una dietro l'altra, perché abbiamo la Sampdoria, poi ci sarà la Juventus, poi ci sarà anche la Coppa Italia da fare dopo la Salernitana, e poi si ricomincerà subito, quindi il Napoli deve essere pronto, abbiamo tutti a disposizione, tutti in gruppo, quindi deve essere bravo Spalletti a capire chi sta più in forma. Per quanto riguarda Beresicki, non sappiamo se questa cosa si chiude oggi e ce lo ritroviamo tra i nostri, ma che non lo so se viene convocato o negli accordi c'è anche quella cosa. Chiudiamo l'accordo, però non gioca né contro né con la Sampdoria. Per l'alternativa di Lorenzo, percorso inverso, ma solo in prestito secco per Zanoli, giovane che avrà certamente più spazio a Genova nella seconda parte di stagione, affare ormai definito in ogni suo aspetto, dunque in attesa che il nazionale polacco superi nel pomeriggio le visite mediche e venga formalmente annunciato da De Laurenti. Si stanno definendo gli ultimi particolari, questione di stipendi, di un affare sul quale c'è l'accordo fra le parti. L'agente del polacco Pastorello ha confermato che oggi ci saranno le visite mediche, ma in casa Samp invece dicono che il giocatore non si muove finché non saranno risolti alcuni aspetti contrattuali. Vediamo cosa succederà oggi, visto che domenica c'è in programma proprio Samp-Napoli, ed è importante perché Beresicki è un titolare inamovibile della Juventus, perché loro fanno bocca mia, perché loro fanno un po' il mercato per tutti. E queste sono le statistiche. Perché è particolare questa sfida tra Samp e Napoli? Perché la Samp sta avendo una stagione clamorosamente negativa e proprio langue nei bassi fondi della classifica, in zona retrocessione. Il Napoli di contro sta avendo una stagione esaltante, incredibilmente positiva, con tutte vittorie così. Cosa succede? Al rientro al campionato si ribaltano completamente tutte le previsioni e il Napoli perde la prima partita, la Sampdoria vince in trasferta con il Sassuolo e quindi arrivano con il morale al contrario. Si vede al fischio finale contro il Sassuolo uno Stankovic che dice è una la prima, cioè sono tutti convinti nel gruppo Samp che adesso faranno una cavalcata di grandi risultati e prestazioni per uscire dalla zona retrocessione. E dobbiamo, secondo me, io ho visto solo gli highlights, quindi non vi so dire come hanno giocato, però se guardiamo un attimino le statistiche della partita, vediamo i tiri in porta uguali al Sassuolo, e bene o male era un pochino anche come Inter-Napoli, più tiri totali il Sassuolo e molto più possesso palla, 68%. Il Napoli chiude con l'Inter a 63%, quindi molto simile. Ovviamente più passaggi per il Sassuolo, più precisione nei passaggi, più falli per la Sampdoria, non tanti di più ma comunque di più, 3 ammonizioni per la Samp, 0 espulsioni, 6 fuori gioco per la Samp, e secondo me questo è un dato importante
perché ci fa capire che la Samp farà la stessa partita dell'Inter. E questo penso che ci possiamo aspettare. 3 difensori, 5 centrocampisti, con un Verre che agisce di solito anche da sottopunta, da trequartista, con Gabbiadini e Lammers potrebbero essere confermati in avanti, quindi ci sono i quinti, quindi c'è la difesa estenuante, e poi il lancione magari verso gli altri, e se non stanno attenti gli attaccanti finiscono in fuorigioco, se sono bravi anche i difensori del Napoli. Quindi il Napoli dovrebbe bissare probabilmente la partita che ha fatto con l'Inter, ce lo aspettiamo, con la difesa alta, con la pressione alta, e quindi mettendoli in fuorigioco. La speranza è che si possa fare tutto più velocemente e quindi arrivare di più al tiro, essere più pericolosi in attacco, perché la palla probabilmente l'avremo noi, e che la Sampdoria non è l'Inter, e quindi quando capita l'occasione magari sono meno performanti, meno veloci, meno grossi e meno precisi quando devono fare un cross, un lancio, perché l'Inter è stata imprecisa nel primo tempo, però poi il gol è il massimo della precisione, il lancio di Mkhitaryan al millimetro, lo stop e il cross di Di Marco al millimetro e il timing per il colpo di testa di Dzeko al millimetro, proprio tutto perfetto, perché i campioni poi hanno, che giochino tutti in difesa, che giochino tutti in attacco, i campioni a un certo punto devono risolverla con la qualità che hanno, e quindi questo è successo. Noi possiamo per sfizio guardare un attimo la formazione con cui abbiamo giocato e ipotizzare qualche cambio, ma domani ne sapremo di più. Sicuramente dipende da cosa gli chiederanno, e sicuramente Spalletti non si sbottona, però possiamo immaginare Mario Rui per avere un pochino più di qualità, di cross, di inserimento e di scambi con Kvara qui. Confermerei Lobotka, Anghissà e Zielinski per una questione di come la vede Spalletti di solito con i giocatori fuori forma. L'abbiamo sentito dire spesso, dice Zielinski non è in gran forma, deve giocare per ritrovare la forma, quindi si può confermare Rachmani per ritrovare la forma, Zielinski e Anghissà per ritrovare la forma, Kvara, Elmas, io credo che possa cominciare ancora Kvara, a meno che non se la prenda proprio con il più giovane della cucciolata, ma secondo me sarebbe un errore. Lozano potrebbe questa volta partire al posto di Politano, confermando, togliamolo, vado sul sicuro, confermando che i veri ballottaggi che il Napoli e Spalletti considerano quando stanno tutti a disposizione sono quei due là: Mario Rui sulla fascia sinistra con Oliveira, Lozano con Politano sulla fascia destra. Tutti gli altri sono da considerare titolarissimi. Simeone non parte mai da titolare se Osimhen è in campo. Kvara la comincia sempre lui. Potrebbe Kvara, essendo il più giovane, però secondo me non è che sta male. Kvara è stato preso semplicemente a calci, non è che sta malissimo, che non riesce più a fare un dribbling. Secondo me, anzi, dovrebbe poi anche potersi esaltare contro la Samp, proprio nella zona che potrebbe essere di Beresischi, che con la Samp a volte gioca a tutta fascia e a volte gioca da braccetto destro. Quindi è molto interessante. Stesso dicasi per il centrocampo, quindi Elmas potrebbe prendersi una maglia qui al posto di Zielinski, Ndombele e Anghissà potrebbero essere delle soluzioni. Lobotka non credo che si tocchi, però io Elmas ce lo vedo più qui. E anche l'ipotesi Raspadori, che dice sì, siamo stati poco brillanti, posso giocare anche mezzala, dobbiamo tenerla presente. Magari se si comincia così, Spalletti nel caso in cui c'è bisogno un poco prima i cambi, buttali tutti dentro e vediamo di risolvere, perché questa partita diventa fondamentale. Si può steccare con l'Inter, si può sbagliare la prima partita, si può perdere la prima partita con l'Inter, con la Sampdoria invece no. Da New York Valerio Fluido è tutto, un saluto a Gianluca Vialli, quasi napoletano per pochi minuti, e un abbraccio a tutti voi della community. Fatemi sapere le cose belline, vi siete dimenticati like, metteteli adesso. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.